Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Con il suo Gubbio Fabio Pecchia si gioca tutto contro il Varese nella sesta giornata di Serie B-Win. A fargli lo sgambetto potrebbe essere l'amico Benny Carbone, ex compagno di squadra ai tempi di Napoli. Esordio ufficiale per il neoacquisto Marcello Cottafava, 34 anni, e l'ultimo triennio alla Triestina. Pecchia preferisce Giannetti a Mendicino come compagno di reparto di Ciofani. Il 4-4-2 del Varese, reduce dalla vittoria contro l'Albino Leffe, prevede Cellini e Neto Pereira in attacco. La partita inizia subito con un episodio dubbio. Bazzoffia salta Corti che lo tocca, per l'arbitro Di Bello e simulazione con conseguente cartellino giallo del rosso-blu. Il fraseggio del Varese sfocia in una delle prime offensive verso la porta di Antonio Donnarumma, ma il tiro di Carrozza è fiacco, con Donnarumma che non ha problemi a controllare la sfera. La paura la fa quasi da padrona, nessuna delle due squadre vuole perdere, ci pensa allora Cellini a spezzare la monotonia del match con una bella serpentina, ma il tiro è nuovamente debole per impensierire l'estremo difensore di Scuola Milan, conclusione che non va giù a carbone. I padroni di casa provano a dialogare al limite dell'area varesina. Il suggerimento di Sandriani viene controllato da Ciofani, fermato dal direttore di gara per offside. Pecchia non è d'accordo con la decisione di Di Bello. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Dopo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo esce Neto Pereira per il numero 9 Martinetti. Problemi fisici per il giocatore brasiliano. Al quinto punizione per il Gubbio, batte Raggio Garibaldi, la palla è destinata sul secondo palo. Ciofani tenta lo scatto da velocista ma arriva troppo tardi per la zampata vincente. Appena entrato Kurtic impensierisce Donnarumma che si rifugia in calcio d'angolo. Lo sloveno fa subito capire di essere in forma ingaggiando un duello personale con il portiere del Gubbio. Al 12° tiro di alleggerimento per Lunardini, lui che nella passata stagione ha fatto vedere di saper colpire dalla distanza. Ottimo spunto di Corti sulla fascia sinistra che dal fondo riesce a servire Cellini, il cui tiro d'esterno si spegne tra le braccia di Donnarumma. Varese più reattivo nella ripresa. E comunque la squadra ospite a fare la partita, il tiro di Damonte si spegne sul fondo senza creare grossi grattacapi alla squadra di Pecchia. Stessa sorte tocca al capitano del Gubbio Sandriani, conclusione a dimenticare per il centrocampista 32enne rossoblu. Il Varese prova a combinare con Zecchini e Martinetti, quest'ultimo spera di sorprendere Donnarumma da fuori area, ma finisce ancora con un nulla di fatto. Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro Di Bello manda le squadre negli spogliatoi, perché Carbone da buoni amici si dividono la posta in palio in un match caratterizzato più dalla paura di perdere che di fare risultato. Il Gubbio porta a casa il secondo punto consecutivo dopo quello di Modena, il Varese invece sale a quota 6 in classifica.